sono 12. No, sempre in giro. Questa è una specie di rifugio, una casa sui minatori. Guardate, tutto spaccato. E guardate che panorama qui, ragazzi. Guardate, connesso. Ok, ragazzi, siamo arrivati in cima. In cima adesso noi dovremmo cambiare punto. Ma chissà. Guardate cosa c'è qua. Qui è paccato. È tutto vietato fumare. Certo, qui basta che una cicca potrebbe tutto incendiare. C'è scritto allora. Prima di mettere in ordine, osservare gli oggetti. Guardate qui la data, ragazzi. Ora posso dire che data è. Guardate. C'è scritto 2199 2000. No, questi sono numeri così normali. Non sono date. Come vecchio il lucchetto. Prova a tentare poco piano piano. Allora, il crollo mi sembra che è ancora al sicuro. Pipistrelli non ce ne sono e quindi sono abbastanza sicuro. Guarda, uno stivale di uno zombo miniatore. Ok, possiamo tornare indietro. Hai visto, alla fine ce l'ho fatta, ragazzi. Lì c'è la gente sempre in diretta. Ciao ragazzi! Oh, per voi che siete in diretta, sono stato dentro a questa miniera e quindi è abbastanza sicura. Andiamo verso quella parte. Chissà, vediamo cosa potremo trovare dall'altra. Oh, guardate questa scala, completamente a terra. Guardate, completamente a terra.
ormai è finita. Che macchinari! Che macchinari! Che macchinari! La miniera! Ah sì, edificio della miniera. Connessa, il paese delle miniere. Che figata. Micidiale. È veramente micidiale, ragazzi. Micidiale, ragazzi, è veramente micidiale. Ragazzi, incredibile, dopo tanti mesi ritorno nella miniera, ragazzi, nella vera miniera, perché io ero andato a visitare la miniera di San Leone, mi sa per 2 volte sono andato, insieme anche con Roberto Copparoni e anche insieme con dei ragazzi esploratori. E adesso mi trovo qui, in questa vera miniera dove qui lavoravano, ragazzi. Incredibile, bello. Andiamo alla prossima tappa. Ok, siamo alla seconda tappa, ragazzi. Siamo alla seconda della miniera. Guardate questa struttura miniera. Siamo proprio qui nella zona proprio minerario importantissimo di Gonnesa. Ok, andiamo. Vediamo poco cosa c'è qui. Che bello! Guardate come è fatto qui, ragazzi. Lì c'è una specie di tunnel, una grotta della miniera. Ci entreremo subito là dentro, ragazzi. Lì c'è un passaggio, Posso sbrigarmi? Posso entrare qui dentro? Basti passare. Si sente l'acqua. Si sente l'acqua, ragazzi. C'è qualcosa qui sotto. Luce secondaria, eccolo qua. Oh, finalmente. Guardate. Guardate che sta gocciolando. Charlie, prova a entrare tu qua dentro. Ok, prova a entrarci, Charlie. E io ti illumino. Cosa vedi, Charlie? Adesso da questa parte. Guarda quante farfalle che ci sono. Ecco, vedete da dove porta? Non ci posso credere. Una scappa di un altro zombo. Guardate come tutto liquido.
miniera, la seconda miniera, ragazzi. Questa è una miniera sotterranea. Questa è una bottiglia. Che bottiglia potrebbe essere questa bottiglia? Non ci posso credere, guardate quanti passaggi ci sono. Sto studiando archeologia sui musei della Sardegna, della valorizzazione dei beni e servizi culturali. Ecco un pipistrello, sì, è tornato Batman, ragazzi! È tornato Batman! È tornato Batman! È qui dentro Batman! Batman, sei qui? Ehi! Batman! Ragazzi, qui c'era Batman! Batman, sei qui? Il pipistrello è andato via, il pipistrello. Se n'è andato via, se n'è scappato via il pipistrello. Ok, va bene. Abbiamo visitato già questa parte, ragazzi. Ci sono anche alveari, guardate. Guardate quanti nidi di alveari che ci sono. Guardate anche questa, guardate. Incredibile. Pieno di... Questa, ragazzi, è argilla. Guardate, l'impronta mi fa. Eh sì, è tutto circolare, ragazzi, è tutto circolare. Ragno Spider-Man. Caspita, bello profondo questo, aspetta poco. Ok. Questa è la torcia, quella più potente. Quanto è profondo. Io non ci posso credere. Accendiamo. Non ci posso credere! Guardate quanto è profondo! Charlie, prova a zoomare. Prova a zoomare. Non ci posso credere, guardate quanto è profondo, ragazzi. Ok, che figata, ragazzi, è bellissimo sto posto. È bellissimo. Ok, guardate tutte le macerie che devo salire. Non ci posso credere. E lui Peppe sei matto. Fatelo dire. Vabbè, è normale. Ragazzi, chi vuole venire con me deve laurearsi in pazzia. In pazzia, e così quando siete laureati venite da me. Contattatemi, cercatemi e portatemi. E ci diamo la benzina. Qui c'è passato qualche capra. Che animale. Guardate qui l'acqua, ragazzi, l'acqua quanto è alta qui l'acqua. Quanto è alta.
Incredibile, eh? Suffa VCV 300. Guarda com'è lucida questa. È lucida. Non si vede molto bene. Però a occhio nudo si vede più lucida. Adesso io dovrò dare i soldi della benzina a questo ragazzo, che è stato molto gentile, che mi ha invitato. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi nel mio canale Andrew Pepper, Spartore di Misteri di Sardegna, e ci vediamo alla prossima produzione dalle miniere di Gonnesa, ragazzi. Un saluto da Andrew Pepper, Spartore di Misteri, e ci vediamo alla prossima. Guardate, per l'ultima volta la miniera secondaria, e lì c'è anche il tunnel. Ok ragazzi, un saluto, ci vediamo alla prossima. Che fatica, che stanchezza. Ciao, alla prossima. Ciao, let's go.